Vogliamo che la nuova dirigenza ci sia una discontinuità con quella vecchia intanto, e questa è la prima cosa che chiediamo. E questa discontinuità va proprio sul benessere organizzativo, sulle assunzioni e su quello che deve essere ascoltati i lavoratori. Hanno incrociato le braccia i lavoratori di CGIL e UIL dell'azienda ospedale di Padova. 24 ore di sciopero per infermieri e OSS, una protesta nel giorno in cui scade il mandato del direttore generale Giuseppe Dalben. Molte le richieste dei due sindacati. La prima è la discontinuità con la vecchia dirigenza. La mancanza di personale è un problema, cronico in tutte le strutture. Il problema è che ci sono strutture che hanno deciso di riorganizzare i servizi e quindi fanno l'attività in base alla programmazione che possono garantire con il personale, e un'azienda ospedaliera di Padova che non ha mai riorganizzato i servizi. E questo è il problema. Noi abbiamo detto riorganizziamo i servizi. Cosa vuol dire riorganizzare i servizi? Vuol dire decidere di l'attività, rimodularla in base al personale che hai. La carenza di personale è forte. L'azienda ospedaliera rischia inoltre di perdere attrattività per i propri lavoratori. Io sono venuta da Roma in questa azienda perché credevo fosse, e credo tuttora, che sia una delle migliori in Italia, proprio perché è un'eccellenza. Il problema di questa azienda è che l'eccellenza è fatta da poche persone, perché noi siamo veramente pochi infermieri, pochi fisioterapisti, pochi radiologi, non vengono assunti, e il problema è dici non ci sono infermieri perché lo stipendio è basso, è il più basso nell'azienda ospedaliera di Padova, è lo stipendio più basso di tutto il Veneto, e solo questo porta i ragazzi giovani neolaureati che hanno studiato e hanno creduto e vogliono investire a dire chi me lo fa fare di andare qui quando posso andare in qualsiasi altra azienda.